Buongiorno dalla Valle del Maro, ci troviamo qui a Borgomaro questa mattina per farvi scoprire una valle incontaminata, piena di storia, ricca ancora di cultura e per assaggiare le cose tipiche che producono in questa zona. Eccoci qui in compagnia del sindaco, signor Ravani, facciamo 4 passi nel comune di Borgomaro. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E cominciamo da questa chiesetta che attualmente è privata ma è stata ceduta dai proprietari alla parrocchia di Borgomaro, opportunamente perché ha bisogno di manutenzione e Don Bianchi, il nostro parroco, ha detto che cercherà di trovare le risorse necessarie per ridare decoro a questo posto, che decoro ne merita. Partiamo di qui perché è il primo dei laghetti su cui si fa balneazione. E sopra ci sono altri 2 laghetti. Questo lago si chiama il Lago della Madonna ed è interessato a questo vecchio ponte dal quale i più ardimentosi si tuffavano, ma addirittura c'era qualcuno che saliva sul tetto di questa cappella e di lì si tuffava, e quindi c'era gente ancora più meno bravi come me, si tuffavano dal fico, si tuffavano da qualche spuntone di roccia che c'è più sotto. In questo posto c'è la cappella, il ponte, il lago, più avanti c'è la Mainetta, vuol dire piccolo mare, insomma è un po' presuntuoso questo modo di dire perché è pianeggiante la zona, e qui c'è un vecchio frantoio. Con quello che stiamo riprendendo adesso sono le fosse di decantazione, 2 sole in questo caso qua. Se fate attenzione vedrete delle pietre lavorate, una di queste pietre ha un foro nel centro, questo serviva per metterci dei pali, cioè questa pietra veniva inserita a sbalzo nel muro e si andavano a mettere i pali delle vigne proprio in questi fori. Più avanti ne troviamo ancora in opera di queste cose. Si voleva risparmiare spazio di terreno, arrivare a utilizzare tutto il terreno, e il palo si metteva fuori. In questo modo si riusciva a coltivare qualche cosa di più. Eccoci qui sul torrente Impero, molto bello, guardate che spettacolo. Ecco, a livello geologico importante per queste rocce. Sì, qua c'è una parete quasi verticale che è stata erosa proprio in un'ansa, e noi possiamo vedere le diverse velocità di erosione. Ci sono alternati strati teneri e strati molto più resistenti. Quando si sono formati questi strati probabilmente erano a profondità diverse, quindi potremo leggere anche l'avanzare e regredire del mare in migliaia di anni, milioni probabilmente di anni. Ecco, gli strati più teneri vengono erosi molto più velocemente e si vede che come è avanzata la loro erosione, mentre gli strati più solidi vengono scalzati e poi probabilmente crolleranno pezzo per pezzo. Ok, allora sempre proseguendo il nostro giro qui in Borgomaro ci addentriamo verso il centro paese, un posto di circa 900 abitanti, compreso le frazioni limitrofe che ci sono, e continuiamo il nostro giro in compagnia del nostro sindaco che ci illustrerà la neviera che ci troviamo alle nostre spalle. Allora, avete visto le immagini, si chiama neviera e qualcuno la chiama ghiacciera più propriamente. Le neviere sono strutture a pozzo che sono sulle nostre colline, sulle nostre montagne, e servivano per raccogliere la neve invernale, accumularla e poi riutilizzarla durante l'estate, magari commerciarla verso la costa. I tanti carugi liguri qui in Salita Sant'Anna. Sì, come potete vedere, il Carrugio ha un suo modo di essere, un suo clima diverso da quello esterno. Era un passaggio sotto le case, talvolta anche sotto una parte coltivata. Era una specie di cunicolo che serviva appunto a raggiungere altre robe. Questo è scavato in parte nella roccia e non ha più la pavimentazione originale, perché negli anni 60 il risseux vuol dire acciottolato, pietre messe di costa a resistere,
non era funzionale perché non piaceva più e quindi è stato sostituito con gettate di cemento sulle quali si cammina meglio. Troviamo all'interno dell'emporio di Borgomaro in compagnia del signor De Luca Enrico. Allora chiediamo come si vive in questo paese. Diciamo che c'è una dimensione ancora vecchio stile, si vive in maniera tranquilla nonostante il momento di crisi, insomma si vive bene, diciamo. C'è un'affluenza straniera? Sì, ci sono stranieri, tedeschi in particolar modo, e vedo che grazie anche al nuovo albergo anche olandesi e diciamo paesi del nord Europa. Quali sono i mesi dell'anno che la zona è più frequentata? Diciamo da adesso aprile, ottobre diciamo sono i mesi più, sperando anche che poi dipende anche un po' dal tempo chiaramente, perché il tempo è fondamentale. Beh, oggi il tempo ci ha accompagnato perché è una splendida giornata, quindi abbiamo il tempo dalla nostra parte. Prosegui. Questo è il secondo lavatoio servito da questa bialera. Il primo l'abbiamo visto là sopra proprio sotto la nevera ed è molto meno utilizzato di questo. Questo invece viene ancora utilizzato, come vedete il flusso è ancora importante. Una volta l'acqua attraversava il paese, arriva da sotto le case, quindi c'è un canale che porta l'acqua da sotto le case, proseguiva sotto le case, arrivava in fondo e c'era un frantoio. Adesso il frantoio è in disuso e l'acqua forma una cascatella che conferisce direttamente al torrente. Siamo adesso in via Paolo Merano, una delle strade principali di questo bellissimo borgo, e siamo qui davanti al forno di Pierina e Nanu, giusto? Sì. Con la proprietaria, adesso la signora Bruna. Sì. Buongiorno signora, il forno è suo era suo da generazioni dei suoi? Sì, di mio papà. Quindi, e lei è nativa di Borgomaro? Borgomaro, sì, proprio nativa di Borgomaro. Una volta si nasceva ancora nei paesi, non si andava nelle... Sì. Certo, ecco, lei ha il forno, quindi fate dei... Sono nata qua, in via Paolo Merano. Bene, avete dei prodotti tipici qui? Sì, certo. I bacì di Borgomaro e i brutti e buoni, poi pizze focacce, il pane, insomma. Ecco, quindi lei è aperta tutti i giorni? Sì, certo. Bene. Ecco, vediamo questi, signora? Brutti ma buoni e il pan dolce di Borgomaro, della ricetta della mamma, la ricetta della nonna Pierina. Bene, quindi che particolarità ha questo? Questo è un dolce tipico tra il genovese e il milanese, diciamo, proprio una ricetta antichissima di questo forno, perché prima il forno non era qua, era fuori. E questi vecchi padroni hanno lasciato, quando mio papà ha comprato, hanno lasciato la ricetta e questo famoso panettone che insomma è abbastanza conosciuto. Siamo in piazza Felice Cascione, alle mie spalle abbiamo la chiesa di Sant'Antonio che risale ai primi 800. Ci facciamo dire qualcosa dal sindaco? Sì, questa è la piazza principale del paese, del nostro comune, e affaccia direttamente sul torrente, si sente il rumore delle acque, delle cascatelle che ci sono sotto, si vede una buona parte della nostra vallata, naturalmente bisogna mettersi nella posizione giusta, e si traguarda Monte Grande. Monte Grande è la montagna più alta di questa vallata, è un po' più di 1400 metri ed è il culmine amministrativo del nostro comune. Bene, davanti a una fontana del 1892 proseguiamo la nostra descrizione. Sì, una volta non c'erano gli acquedotti che portavano l'acqua in casa, la gente veniva ad attingere l'acqua col secchio alla fontana e questa aveva questa funzione. Qualcuno poi ha messo l'impianto idrico in casa e qualcun altro no, quindi questa funzione ha continuato ancora per qualche anno. Quello che vediamo sono queste pietre che sono consumate
è strano che siano consumate, qui le intemperie non possono creare queste erosioni così forti e queste pietre venivano consumate perché la gente veniva con le loro accette, con gli strumenti e sfregava sopra, le usava come pietra da mola per affilare il conto, in quanto questa pietra è molto abrasiva e quindi aveva questa funzione e man mano che si andava avanti la pietra si consumava e si vede. Una tappa fondamentale alla scoperta di Borgomaro doveva essere il Relè del Maro, un albergo diffuso e uno dei pochi alberghi diffusi che ci sono sul territorio ligure. E siamo adesso all'interno della Casa del Borgo, qui oggi in compagnia di Elena Scalambrin che è proprietaria dell'albergo diffuso. E volevamo chiederti e descrivere come ti è nata l'idea di aprirlo qui a Borgomaro e cos'è l'albergo diffuso. L'idea è nata quasi per caso. Noi abitiamo a Borgomaro da sempre, mia mamma è originaria di qua e le case che noi avevamo già di nostra proprietà sono proprio le case dove mia mamma è nata e dove io sono cresciuta. In particolare questa casa, la Casa del Borgo per esempio, è la casa della mia bisnonna, mentre la casa madre, quindi l'edificio principale, è la casa di mia nonna. L'albergo diffuso è molto importante in questo periodo proprio perché permette la riscoperta e la rivalorizzazione dei borghi più nascosti e a volte anche dimenticati. Molto importante per un albergo diffuso è che le case che vengono ristrutturate, che faranno poi parte del progetto, siano preesistenti, quindi assolutamente nessuna costruzione nuova, e quello che è stato fatto è stato proprio cercare di mantenere la tradizione e quello che le case avevano da dire, ed è veramente tanto perché sono case comunque del 700 e dell'800, mantenere quindi questa grande tradizione e ridare però un nuovo volto. Questo è stato molto importante, il lavoro è stato un lavoro importante, un lavoro di 3 anni, una ristrutturazione davvero, davvero grande e che ci dà però tantissime soddisfazioni, proprio perché il risultato è stato, a mio parere, a parere di tutti i clienti che ci vengono a trovare, che sono davvero tanti, un risultato fantastico. Questo sicuramente grazie anche alle conoscenze di chi ci ha aiutato e di chi ha fatto parte di questo progetto, come per esempio la nostra interior designer che è Giulia Scartozzoni. Oggi abbiamo avuto la fortuna e l'occasione di conoscere la signora Giulia, che è l'interior designer di questa creatura che oggi è ritornata a vederla. A rivedere, le creature si creano e poi bisogna seguirle. E devo dire che meritano un premio Elena e il suo team, perché veramente l'albergo dopo 2 anni dall'apertura è assolutamente immacolato e perfetto, ma sempre con un'atmosfera di grande calore, che era quella che io desideravo avesse, alla quale spero di aver contribuito con tutta una serie di particolari. Però diciamo il buon arredare, se non è poi seguito dall'attenta cura e dall'interpretazione delle persone che lo abitano, non serve a nulla. Quindi io credo che il bel risultato di Borgomaro, del Relè del Maro, sia dovuto proprio a questa simbiosi. Ho avuto uno splendido incontro con i proprietari sin dall'inizio, ci siamo trovati molto in sintonia. Io sono toscana, ho operato molto in Toscana, ma molto anche all'estero. Mi piacciono molto le sfide e quindi questo venire a lavorare in Liguria era per me toscana un po' un calarmi in una realtà diversa, tradizioni diverse, però sempre parliamo di un recupero di edifici storici al quale mi sono sempre dedicata molto volentieri. E quindi per me è stato un po' un trasferire qui in Liguria il mio know-how e ho portato con me anche un po' dei miei artigiani con i quali ho sempre lavorato con molto piacere e che si sono dedicati a questo lavoro con altrettanto piacere, e quindi si è creato un team che ha operato veramente per 2 o 3 anni, come diceva Elena, nella ricerca dei materiali il più possibile appartenenti al territorio, quindi abbiamo riportato all'interno la pietra ligure,
l'ardesia che è presente in molte costruzioni liguri, abbiamo mantenuto il legno che era presente nelle case di una volta, questi soffitti con i travi a vista, che però abbiamo un po' imbiancato per dare un senso di freschezza al luogo, specialmente la casa del borgo era molto buia, avevamo il terrore che fosse una tana scura, in realtà è risultato un ambiente estremamente fresco e luminoso, e credo che questo sia stato conseguito molto con l'uso del colore. I miei progetti partono sempre dal colore, mi piace il colore, vengo dal colore perché ho iniziato la mia attività pitturando tessuti, anche qui a Borgomaro ci sono alcune mie creazioni. E appunto, come dicevo, grazie a questo colore abbiamo dato vita a dei temi diciamo differenti tra il borgo e la casa madre, però sempre c'è un piccolo leitmotiv che ritorna nell'utilizzo del celeste polvere, del giallo lieve, di queste tinte sbiancate un po' alle pareti o ai soffitti. Ecco Elena, cosa pensano gli ospiti del relè e perché vengono a Borgomaro? Devo dire che gli ospiti hanno apprezzato tanto quello che è stato fatto, oltre ad apprezzare chiaramente l'arredamento e come è stato poi pensato e finito il nostro relè, amano tantissimo il nostro entroterra. Ed è bello vedere quanto la gente riesce a riscoprire questi paesi a volte nascosti, a volte abbandonati, tanto che abbiamo tantissimi clienti che alla fine vorrebbero comprare anche una casa di vacanze e possibilmente trasferirsi qua per un certo periodo dell'anno. Grazie al Relè del Maro si è raggiunto un ottimo obiettivo per la riscoperta del paese e della Valle del Maro. Quindi un grazie sentito ad Elena per la sua bellissima ospitalità che fa sì che il cliente ritorni ogni volta in questa bellissima valle. Grazie.